Dunque, buongiorno. Siamo a Novacco. Già il nome con questo suffisso denuncia un substrato celtico, quindi la zona, fra l'altro, è molto interessante dal punto di vista archeologico. Qui hanno ritrovato una necropoli, una villa romana, un sacco di tombe, reperti, monili, scheletri di ogni genere. Come mai siamo qui però, quindi al di là del comune di Cervignano? Siamo qui perché a Novacco ci sono le sorgenti del fiume di Risorgiva che attraversa e caratterizza l'ambiente e la storia di Cervignano, ovvero l'Aussa. Eccolo qui. È davvero incantevole questo borgo di Novacco, molto semplice, di antichissima origine. Ora rivediamo il fiume, la strada che ci ha condotto fin qui e il fiume dall'altra parte. Eccoci. Ora, il senso di questo viaggio, di questa nuova puntata del viaggio a Cervignano, sarà appunto quello di seguire il corso dell'Aussa, dalla sorgente, quindi da qui, fino alla foce, e la foce dell'Aussa, fra l'altro, segna proprio il confine tra la laguna di Grado e la laguna di Marano. Quindi riprendiamo le bici e andiamo. Bene, dunque partiamo e ora seguiremo l'Argine, lì in quella direzione. Stiamo seguendo l'Aussa, siamo ancora in località Novacco, fra non molto però giungeremo a Molin di Ponte. Come vedete qua c'è una natura splendida, c'è grande silenzio, è un ambiente molto molto piacevole. Come ogni avventura che si rispetti, a un certo punto la strada finisce. C'è un fossatello che bisogna superare con la bici a mano, ma nessun problema. Ecco, in questo tratto bici a mano perché non c'è altro modo. Ma pazienza, insomma, no? Non può mica sempre andare tutto bene, liscio, tranquillo. Quello che vedete davanti a me è Alessandro Morlacco, che mi accompagna in questo viaggio, saluta, e quello che vedete dietro di me è Luca Toso. Un po' più a destra, esatto. È uno dei percorsi più belli che si possano fare nella bassa friulana, questo come anche il corso del fiume Stella. Siamo praticamente arrivati in località Molin di Ponte e come vedete l'Aussa qui continua e ha anche un suo affluente, diciamo così. Là c'è un ponticello. Ora la difficoltà sta nel guardare questa parte, per cui noi ora cercheremo di farci un varco dall'altra parte per riprendere
un po' più in là il fiume Aussa. Di nuovo un po' di avventura, bisogna andare dall'altra parte evitando questo cancelletto. Fatto! Yes. Siamo all'interno di una proprietà privata, ma la legge vuole che quando si è sull'argine nessuno ci può dire niente. E questo spettacolo comunque nessuno ce lo può togliere. No, prima il passaggio che qua è particolarmente... Abbiamo oltrepassato questo cancello e ora siamo sull'argine sinistro. Andiamo dritti. Lo spettacolo della natura sull'Aussa. 2 chilometri. Sì, ora sì. Ora non ci saranno particolari problemi con la bici. Stiamo entrando in quello che un tempo era Molin di Ponte. Questo è uno dei luoghi che preferisco di tutto il comune di Cervignano. Siamo in località Molin di Ponte presso Muscoli. Già ora è un luogo comunque molto bello, però fino al 1969 il luogo dove ora noi ci troviamo era molto molto più bello. Guardate queste foto d'epoca. Ecco, tutto questo è stato raso al suolo. Era un borgo incantevole alle porte di Cervignano, con le case affrescate nel corso del 600, del 700, con la villa padronale, col magnifico mulino. Un borgo con una vita. Il vecchio proprietario, Luciano Campiuti, quando morì all'inizio del Novecento, non ebbe degli eredi, ci furono vari passaggi di mano finché nel 1969 la nuova proprietà rase al suolo tutto quello che avete visto in foto. Una vergogna, e non serve aggiungere altro. Cerchiamo di consolarci dopo questo scempio guardando il fiume anche dall'altra parte. Ora noi continueremo il nostro percorso. Come vedete qui ci sono questi viali con i cipressi. Noi dobbiamo andare di là seguendo l'Aussa. Non è meraviglioso? E là un po' più avanti ci sono Luca Toso e Alessandro Morlacco che mi accompagnano in questa bella avventura.
Giunti in questo punto non dobbiamo proseguire dritti perché lì c'è la confluenza dell'Ausa con un'altra roggia e quindi sarà impossibile andare oltre. Quindi noi ora usciamo dall'azienda e seguiamo questa strada per vedere dove ci porta. Quindi poi arriveremo a Cervignano e riprenderemo l'Ausa in centro città. Stiamo seguendo la strada principale e quindi abbiamo per un momento abbandonato l'Ausa, dal momento che era impossibile guardarlo con le bici chiaramente, quindi ora stiamo andando dall'altra parte. Siamo su una strada asfaltata, ora noi andremo dritti e siamo a Saciletto. Guardate che bella che è anche Saciletto. All'incrocio abbiamo svoltato a destra, ora seguiamo di nuovo la strada asfaltata, siamo nel centro di Saciletto. Alla nostra destra fra un attimo comparirà una magnifica villa ed è Villa Antonini Belgrado, una delle moltissime sparse in tutta la bassa friulana. Siamo lungo la strada principale, arriveremo tra un attimo in località Viui nel comune di Cervignano e subito dopo una delle località più belle, ovvero il Pradulin, dove ritroveremo il nostro fiume Ausa. Località Viui, e non me ne importa niente se ora farò pubblicità, ma quello è un agriturismo dove si mangia molto bene. Siamo in comune di Cervignano del Friuli. Ora, subito un po' più in là sulla destra saremo nella zona del Pradulin. Dobbiamo ora entrare in zona Pradulin, quindi fra un attimo gireremo a destra, esattamente qui, in via Larga. Ora andremo a sinistra, via della Colonnella, e ora di nuovo a destra. Il boschetto del Pradulin comincia qui, dopo tra l'altro arriveremo nella zona del parco del Pradulin, ma ora con la bici a mano andiamo al di là di quella rete. Ecco, abbiamo costeggiato la stradina lungo quel campo e abbiamo finalmente ripreso il nostro fiume. Siamo molto vicini a via Ramazzotti, dove attraverseremo per andare in centro a Cervignano, lungo quindi questa strada che ora vi sto indicando, quella con la siepe. Giunti qua c'è l'incrocio con la strada principale, noi ora andiamo su, sì, c'è il vecchio locale notturno. Ora noi andiamo di qua e dove ha svoltato quella macchina andremo a sinistra e arriveremo al parco Pradulin. Giriamo in via Cormons, stiamo a Muscoli
E ora imbocchiamo questa stradina a destra. Il parco Pradolin, appunto. Siamo all'interno del parco Pradolin, ma come vedete sembra tutto fuorché una zona bella, piacevole, verde. C'è questo cemento un po' incomprensibile per i miei gusti, ma io, sapete, sono un conservatore, no, reazionario, e non capisco niente di architettura contemporanea, figuratevi. Quella sembrerebbe una fontana, per esempio, ma è spenta. Quello è Lucatoso, che invece è molto acceso. E andiamo avanti. Il ponticello è bloccato, è chiuso, ma questo è uno dei classici luoghi dei giovani cervignanesi, soprattutto quelli di una volta, che venivano qua per fare il famoso bagno nel Pradolin. Certo, è una zona molto bella. Quest'oggi avrebbe bisogno di una qualche manutenzione in più, forse, ma l'ambiente è comunque di una certa suggestione. Noi ora ritorneremo indietro per dove siamo venuti. Qui svoltiamo a destra e purtroppo ci tocca andare per la strada statale, è una cosa un po' antipatica, però è un percorso brevissimo. Ora siamo subito, superata la curva, al semaforo. Al semaforo ci gireremo a sinistra e saremo già in via Udine, cioè quasi in centro a Cervignano. Rientro nel mio rifugio sull'Aus, nelle mie due stanze basse che la mania di un cacciatore o di un ornitologo paesano riempì di uccelli impagliati. L'occhio sfugge i palmipedi per confrontarsi nelle immagini della Nike di Samotracia, della vittoria di Brescia. Che farò per attendere il domani? Sono le parole di Gabriele D'Annunzio dalla sua Leda senza cigno, che è un romanzo che scrisse ispirandosi ai suoi anni a Cervignano. Gabriele D'Annunzio stava esattamente nell'edificio che vi sto inquadrando. L'Eremo venne soprannominato così. Era un ospite di Pietro Sarcinelli, proprietario di quella villa, ed era qui assieme al comando della terza armata che risiedeva per l'appunto a Cervignano. Ora noi siamo appunto sul ponte di Cervignano, il ponte sull'Ausa, e qui è concentrata gran parte della storia di Cervignano. Queste sono le case Zanier, il vecchio mercato coperto già dal 600. Se vado di qua, in fondo dietro a quegli alberi ci sono i mulini Variola, che sono stati costruiti all'inizio del Novecento in luogo di mulini vecchissimi, secolari. Se vado ancora di qua, in fondo c'è via Trento, ma qui c'è il piazzale del porto, dove si vede una lapide che ora cercherò di inquadrare. All'alba del 24 maggio 1915, qui l'Italia, con il primo colpo di cannone, preconizzò l'unità della patria. Questo è effettivamente un luogo nevralgico della Prima Guerra Mondiale, il piazzale del porto di Cervignano.
Ecco, dobbiamo immaginare tutta quest'area nel 600, nel 700, nell'800 ricca di vita, perché qui sull'Aosta c'era un importante porto per le barche, per i commerci. Guardate per esempio queste foto d'epoca. La situazione ora è chiaramente molto cambiata. Noi ora andremo lungo questa parte per via Lungausa, appunto, e arriveremo nella zona del Mesol. Siamo su Lungausa e fra un attimo, tra l'altro, comparirà davanti a noi il campanile della chiesa di San Michele, dove sotto c'è la cripta, ma quella è un'altra storia che già conosciamo. Noi ora dobbiamo scendere di qua, movimenti molto lenti per non finire nel fiume. Di fronte c'è l'ippodromo, Germani Reali. Buongiorno. Diciamo pure che questa è la zona più bella del centro città di Cervignano. Noi appunto continueremo dritti, siamo nell'area del Mesol, dietro c'è appunto la chiesa di San Michele e ora noi arriveremo accanto a uno dei bunker delle fortificazioni della prima guerra mondiale. Ce ne sono moltissime nel centro di Cervignano, una è qui. Eccola. Sta benissimo qui. A questa altezza noi abbandoniamo il corso dell'Aosta perché non è più percorribile con la nostra bici, quindi seguiamo la strada. Alla fine di questa via gireremo a destra e poi andremo dritti arrivando in Borgo Fornasir. Un po' prima di Borgo Fornasir è ancora così imponente il vecchio zuccherificio di Cervignano, inaugurato da Mussolini in persona alla fine degli anni 30. Realizzato in meno di un anno, è un grande modello di architettura razionalista, purtroppo è in condizioni vergognose quest'oggi. Arrivati a questa altezza entriamo per il cosiddetto sentiero natura qui sotto. Siamo lungo il sentiero natura. Ci stiamo avvicinando al Muart di Carotto, cioè al ramo morto, a uno dei vari rami morti dell'Aosta che nel corso del Novecento è stato rettificato. Ed ecco l'Aosta in tutto il suo splendore. Noi ora continueremo lungo l'argine, che è quasi tutto
percorribile con la bici fino quasi alla foce. Fra non molto saremo nella zona di Borgo Fornasir. Siamo saliti qui sopra, ora noi andiamo giù di qua, bici a mano per non farsi del male. Ecco, andremo di qua. Là in fondo la chiesa di Borgo Fornasir. Borgo Fornasir prende il nome dall'ingegnere cervignanese Dante Fornasir, che acquistò tutta quest'area e la bonificò nel corso degli anni 30. Quest'oggi è una delle zone più belle di tutto il comune di Cervignano del Friuli. Già, more, buonissime. La campagna cervignanese ci offre anche questo e noi ne approfittiamo. Ecco, quando siamo qui ci possiamo anche fermare un secondo, andare su da questa parte per guardare la natura attorno al fiume. Al di là di quegli alberi, vedete, quindi ci sono vari argini. Si addentra un po' in mezzo alla vegetazione. Ed eccoci, siamo praticamente sull'acqua e questo è l'Ausa. Ecco, questa è la marea. Siamo sull'acqua, quindi andiamo indietro. Siamo in un altro dei rami morti dell'Ausa, cioè questo, quell'altro è il corso principale. Ah, questo qua a destra? Sì, qui c'è fresco, silenzio, pace. Abbiamo lasciato le bici lì sopra e ora continueremo dritti. Tra non molto saremo nella zona di Ponte Orlando. Ecco, in questo punto il percorso di terra si fa impraticabile, quindi qua c'è un pertugio e saliamo direttamente sull'Argi. Molto bello questo percorso sull'Argine, il fiume. Abbiamo attraversato sollevando le bici un percorso un po' complicato, diciamo. Ora siamo su un ponticello e un altro ramo morto, vedete? Ce ne sono tanti lungo l'Ausa. Ma noi continuiamo di là. Questo si va fatica. Ecco di nuovo ben visibile il fiume. Abbiamo superato un percorso per veri duri in mezzo ai rovi, le piante, il grano turco, un po' di tutto. Ecco, anche ora abbiamo delle difficoltà, ma andiamo avanti. Siamo più o meno nella zona del Ponte Orlando, che prende il nome da uno degli eroi di Carlo Magno, appunto Orlando. Qui c'era un ponte romano, uno dei 3 ponti che furono costruiti nel corso della nostra storia lungo l'Ausa. Qui nel 340 d.C. 2 dei figli di Costantino, Costante e Costantino II,
finirono in guerra fra loro per la giurisdizione, per il comando di tutto l'impero romano. È un episodio che ci racconta lo storico Sesto Aurelio Vittore nell'Epitome de Cesaribus, e a un certo punto dice che Costantino II venne decapitato e la sua testa venne buttata nell'Aussa, non lontano da Aquileia. È più o meno questa la zona. Ecco, in questo punto noi, anziché andare lungo l'argine preciso dell'Aussa, ci semplificheremo un po' la vita, andremo di qua e raggiungeremo la strada del Salmastro. Siamo arrivati da là alle case di Salmastro e soprattutto a una preziosa fontana. Ci siamo abbeverati alla provvidenziale fontana, ora però ritorniamo indietro così non disturbiamo attraversando la proprietà privata. Arrivati qua giriamo, come sta indicando il buon Alessandro, giriamo a destra. Siamo nell'azienda faunistica K. Hausa, che qui è sempre scritto con la doppia S. C'è sempre questo dibattito, si scrive con una, si scrive con due, si discute molto. Secondo me la forma corretta è con una sola S. Siamo arrivati di qua, ora arrivati all'incrocio, svoltiamo a destra, strada di Salmastro. Salmastro la dice lunga con questo nome, no? Qui c'è un'acqua così salata, salmastra, e forse il nome latino dell'Aussa, cioè Alsa, che ricorda il greco als, che vuol dire sale, forse qualche cosa c'entra con tutto questo. Ma ora continuiamo e non manca molto alla fine del nostro viaggio. Il nostro percorso sta volgendo al termine. Ora arriveremo alla zona delle barancole, dove ci sarà la confluenza tra l'Aussa e il fiume Corno, subito prima della foce. Ricordo che la foce dell'Aussa segna il confine tra la laguna di Grado e la laguna di Marano. Ora l'asfalto cederà il posto a una strada sterrata. Noi continueremo dritti lungo questa strada sterrata, accanto all'argine. Esattamente di qua. Se invece si sta di là si vede di nuovo l'Aussa, ma noi andremo di qui. Si supera di qua. Manca poco. Ultimi metri che meritano un video tutto per loro. Una barca. Qui pini marittimi. Fra poco abbandoneremo anche questa stradina e saliremo sull'argine. Ecco, abbandoniamo le bici esattamente qui, dove c'è questo sentierino che sale sull'argine. Confluenza Aussa Corno. Ma dai, ecco la foce. La foce è in là, ora riscenderemo e andremo a vederla
da vicino. La foce è là in fondo, ora riprendiamo la bici e ci avviciniamo. Siamo saliti sull'argine, siamo sui sassi ed eccolo la foce, la fine del nostro viaggio. Di qua Laguna di Grado, di là Laguna di Marano con il casone un po' più in là. Ecco, è qui che si conclude il nostro viaggio. Siamo partiti da Novacco dove abbiamo parlato della necropoli, delle ville romane, dei Celti. Siamo arrivati nella zona di Molin di Ponte dove purtroppo non c'è più quasi nulla se non gli alberi e appunto il nostro fiume. Siamo arrivati nella zona di Muscoli, del Pradulin, il centro di Cervignano con l'eremo di Gabriele D'Annunzio, con gli scritti di Gabriele D'Annunzio, il piazzale del Porto con il primo colpo di cannone 24 maggio 1915 della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo rivisto la chiesa di San Michele, sotto la quale c'è la cripta che ormai conosciamo molto bene. Da lì Borgo Fornasir, la zona di Ponte Orlando con lo scontro tra il 340 d.C. tra Costante e Costantino II, il Salmastro e qui la foce, ricordata appunto dallo scrittore Cassiodoro nel VI secolo d.C. Portus Alsuanum, cioè sull'Ausa, luogo di partenza delle navi verso Ravenna, cioè la corte del re Teodorico. Il nostro viaggio finisce qui. Buongiorno. Mentre passano le barche che ci salutano. 22,34 km. 22,34 km di fiume. 2 ore e 11. 2 ore e 11 complessive di percorso. E qui ci salutiamo. Appuntamento al prossimo viaggio fra i beni culturali, ambientali e storici del comune di Cervignano. Ci salutiamo in questo luogo meraviglioso, illuminato da una luce straordinaria.